ti godi il mondo anche tu, niente rimpianti, perché affannarsi, perché lascio ogni cosa com'è, e ora che rinfreschi il mio cuore, dietro un sipario quanto lavoro si fa, si sbaglia, si cresce, cambiando ogni volta città, maschere nuove, la faccia è pur sempre la tua, la stessa filosofia, rendere bello il tuo mondo. Prova a capire me se ci riesci. Prova ad amare come ho amato io, pericolosamente, intensamente, ma raramente ho pronunciato un no. Prova a farmi mancare i miei capricci. Prova a negarmi tutti i vizi miei. Non sarò come vuoi, ma non mi cambierai. E in questa pelle che abito io, notti più fredde, un po' più deserte se vuoi, ma per fortuna di sogni ne ho già messi via, scorte di baci, 2 lacrime, un'Ave Maria, frammenti di verità, di una vita bastarda ma mia, perché non risparmi i tuoi giudizi, tu che il coraggio non conoscerai, fatti pagare bene i tuoi servizi e vedi di perdonarti se puoi. Ornella parte e torna quando vuole, come la roccia un tempo non ce l'ha. Lei si interroga, sì, trema, ha paura, sì, ma il canto suo comunque brillerà. Che non le manchi mai spazio ed autonomia, Ornella a tutti i costi, e così sì. Valentina Branca. Buonasera Peiretti, buonasera a Grazie tutti. per questa immensa emozione. Grazie. Grazie Ornella. grazie anche. Ornella, Grazie Ornella, grazie come Ornella. abbiamo intitolato questa puntata. Benvenuta. Grazie, Benvenuta grazie. Valentina. 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti e complimenti alla mia Branca. Buon lavoro a Fabrizio in regia, e come ho detto ieri ad Alessia, grazie a te. Grazie a lei, perché ho voluto fare una cosa che in Casa Peretti 6 anni non ho mai fatto: dedicare 2 puntate ad un solo artista. Ma che artista, ragazzi, che artista era, posso dire, è Ornella Vanoni. Vabbè,
Tra un po' giocheremo, il giochino nuovo certo, che è non partito vediamo l'ora. ieri, è piaciuto tanto, mi hanno un po' rimproverato perché le buste, quelle non aperte, le devo aprire in diretta. Ma stasera le apriamo tutte Stasera le buste. apriamo! Mi ha telefonato mia mamma e mi fa no, sbagli perché devi far vedere che c'erano i tre ha premi, ragione, due ha premi. ragione. Beh, era la prima sera, Io ragazzi, credevo no? nella fiducia e invece si no, vede che in invece 6 no. anni non ho ancora acquistato la fiducia. Fate Esatto. bene, ragazzi, fate bene. C'è un medley che abbiamo fatto forse una settimana fa, 10 giorni fa. Quanto è cambiato questo medley da 10 giorni adesso? Ha tutto un altro suono. Già. Andiamo a rivivere tante canzoni di Ornella in questi 5 minuti di Casa Piretti. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Certo, le mie mani ti vorranno ancora, ma ci sarà chi me le tiene. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. È una ragione di più. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, nascondendo la malinconia dietro l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai? Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore.
So che Sì. questa sera l'è complicata perché quante volte abbiamo cantato questo medley, quante volte abbiamo cantato le sue canzoni Già. e quante volte ancora le canteremo, e ogni volta che le canteremo creeremo una grande emozione, non solo dentro di noi ma a tutti i nostri amici a casa. Già. Adesso usciamo un po' da questa Sì, sì. grande emozione. Sì. Vieni con me, vieni con me, Dove vieni devo con me. andare? Devo Vieni prendere- qua vicino, aspetta. vieni qua. Take the microphone. Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Aspetta. Vieni. Allora ragazzi, nel secondo tempo giocheremo insieme, ma adesso vi faccio vedere i premi e vi spiego il regolamento. Fabrizio, vai, fammi vedere qui Eccola. vicino a me. Potete vincere il panettone della panetteria torinese, 1 chilo, poi mica quei panettoni, 1 chilo, come direbbe Benigni, hello, chilo e panettone. Oppure lo zainetto che mezzo Piemonte ce l'ha già. E poi? E poi il buono dell'osteria Ravezzana, si mangia benissimo, ragazzi. Ma dove l'ha trovato la trasmissione che potete vincere non 1, non 2, ma 3 premi? 3 premi. È così semplice. Per chi si fosse perso la puntata di ieri, malissimo. Però nel secondo tempo, a inizio secondo tempo, aprirò le telefonate al 378 4080 506. Vi verrà sottoposta una domanda con 3 risposte. Se indovinate, se siete bravi, andate a giocare alle buste. Su 6 buste 3 sono vincenti. Ognuna di queste 3 vincenti ha un premio e 3 sono perdenti. Ieri sera le prime 2 perdenti e poi ha vinto panettone. Ottimo. Quindi mi raccomando, amici a casa, il 378 4080 506. Non chiamate adesso perché siamo ancora nel primo tempo. E questa, prego Val. E questa puntata è praticamente tutta dedicata alle canzoni di Ornella. Andiamo avanti con una delle canzoni che probabilmente mi ha aperto la musica a me. Ti spiego perché. Spiegami, perché sono curioso. Se io sono così appassionato di musica, Sì, lo devo, nel bene o nel male, al mio papà. certo. Sai qual è la canzone preferita di mio babbo? Certo che lo so, gliel'ho cantata tante volte. L'appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente, non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita, questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Amore e perdono, ma non resisto, adesso e per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Che canzoni, ragazzi! Che meraviglia di armonia, che meraviglia Ci sono di parole. 3 cambi di tonalità in questa. Ogni strofa c'è un cambio di tonalità. Ma sai cos'è? È bella la musica, sono belle le parole, ma era il suo modo di interpretare già. qualsiasi brano. Qualsiasi Perché brano, sì. io in questi giorni sono andato a vedere anche, ha interpretato canzoni di altri artisti, e comunque anche quando Ornella cantava un brano di un altro artista diventava Certo. il suo brano. E ti dirò di Non più. era più di lui. Ti dirò di più, nei suoi concerti riservava sempre un pezzettino di brani tipici milanesi, sai, quei brani popolari, insomma. Ed era grande anche in quello, cioè Certo. era fantastica anche in quello, a parte che aveva un'ironia pazzesca. Tu hai avuto la grande Io ho avuto fortuna una di grande vederla in fortuna. prima fila. Sì, ero in prima fila a Torino al teatro e è stata un'emozione davvero bellissima. Se non ricordo male era il 2018. E cosa ti rimane di quel concerto, a parte la sua grande arte? Allora io ti dico, io ho pianto tutto il concerto, perché per me i concerti dal vivo, soprattutto degli artisti che mi piacciono, mi fanno davvero commuovere. È rimasto la semplicità di una donna grandissima che poi in realtà era una di noi. Questo mi è rimasto. Rossetto e caffè. E cioccolato. Rossetto e cioccolato. Sorry. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina, un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando col sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, coi bei peccati succede sempre.
coi bei peccati succede sempre. E adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi torniamo qui con subito, anzi subitissimo, il gioco, il nostro nuovo giochino, il giochino. Pubblicità. Sono le 20:30 precise. Voglio però ricordarvi una cosa fondamentale. Qualora riusciste a prendere la linea, e mi fa molto piacere, dovete abbassare a 0 il volume della TV, altrimenti un casino. 378 40 80 506, lo senti già? Sì, lo senti suona, già suona, il Peiretti. rumore della Sì, suoneria di Casa Peiretti. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Ciao, sono Corrado da Savigliano. Ciao Corrado, devi abbassare a 0 il volume della TV, per cortesia, grazie Corrado. Sì, lo basso. Abbassa. Bravo 0, Corrado. 0. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici di Savigliano. Esatto, che sono in tanti a seguirci da pieno Savigliano. così. Corrado, ci sei? Sì, Sai già come funziona il nostro giochino? Hai visto la puntata di ieri? pronto più o meno, va bene. Allora, è semplice, adesso ti faccio una domanda. Devi rispondermi in 5 secondi scegliendo una delle 3 opzioni. Se indovini, saltiamo dietro e andiamo a scegliere una busta. In 3 di queste buste ci sono dei premi, nelle altre 3 no. Sei pronto, Corrado? Sì, sono pronto. Va. Corrado, allora, 3, 2, 1, questa è la domanda per te. Vai regia. Vediamo. La domanda è: il nome di Arisa deriva dalla famiglia, da un paese o dal suo gatto? Famiglia. Da una famiglia. Dalla famiglia, dici? Hai ragione, perché Arisa, la A del Papa Antonio, la R di Arisa si chiama Rosalba, Isabella e Sabrina, che sono le sorelle, la ultima A della mamma Assunta. Bravo Corrado, anche se sei stato aiutato molto. Chi è che ti ha aiutato lì? Mia moglie mi ha aiutato. Sì. Come si chiama tua moglie, Corrado? Si chiama Alessandra. Ce la Non ricordo. si ricorda più. Ma dopo Non si un po' ricordava. di anni che ti chiama amore. Mannaggia. Allora Corrado, questa volta non farti aiutare da tua moglie, ma scegli tu la 1, Va bene. la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Puoi vincere un panettone, uno zainetto o un buono cena o pranzo alla Osteria Rabezzana. Prova un po', vediamo un po', vai Corrado. Sì. Ma il 3 va il numero fortunato, speriamo. Il 3 è il tuo numero fortunato. Eccolo Allora, qua, questa è la tieni. busta 3, ma avvicino a Corrado e scopriamo insieme se il nostro amico di Savigliano ha vinto un premio di Casa Peiretti. Vediamo subito. No, Corrado, mi dispiace, c'è la faccina triste. Peccato. Peccato, riprova da domani in poi. Grazie Corrado. Grazie. Peccato, grazie. Ciao. ragazzi, Ciao, grazie per aver giocato con noi, grazie. Mannaggia. Qua non è essere solo bravi non è facile, a rispondere, bisogna scegliere bene. a rispondere, però adesso chi chiama però è leggermente avvantaggiato, già. perché le buste negative restano solo +2, mentre i premi sono 3. Pronto, chi sei e da dove chiami? Pronto? Ciao Enrico, sono Luigi Opinero. Eccoti, ciao Luigi. Eccoti qua, ciao, bello. Ciao Luigi. Grazie del bello. Purtroppo siete Ciao in pochi. Valentina. Siete Sì, in pochi a siamo dire- qua tutti. Siete in pochissimi a ricordarmi che sono bello, però grazie. Allora, Perché Luigi, Giulio ti segue sempre. Dimmi. Luigi. Siamo qua. sei pronto? Andiamo a scoprire la tua domanda? La domanda per Luigi? Sei Certo. pronto? 3, Siamo pronti, siamo tutti qua pronti. 2, 1, vai con la domanda. La domanda è questa: come si chiama il figlio di Lucio Battisti? Luca, Leonardo, Leon. Hai 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Risposta? Risposta? Leonardo? No! Mi dispiace, grazie per aver giocato con noi. Alla prossima, un abbraccio a Grazie, tutti. ciao. Grazie, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Ma Peiretti, ma sono troppo difficili Ma queste come? domande. Al 33% di possibilità. Potevi Il chiedere 33. che cosa avete mangiato a pranzo oggi? E come- la risposta la sapevano tutti. Ma scusa, sei proprio cattivello. Pronto, chi sei e da dove?
Pronto, ho faticato tantissimo. Ciao Enrico, ciao alla tua ospite Valentina, sono Andrea di Borgomasino. Andrea, ciao, hai Ciao, faticato Andrea. tantissimo, immagino, a schiacciare un pulsante sul cellulare, però si fatica anche in questo. Andiamo a leggere la tua domanda, Andrea, sei pronto? Sì, grazie, dimmela. Vai regia, vai regia, vai, vediamo un po'. Come si chiama? No, questa l'abbiamo, devi saltare regia, questa va a finire, scusate perché è nuovo il gioco anche per la regia, quindi ok, Eccola. chi vinse il primo festival della canzone italiana? Orietta Berti, Modugno, Nilla Pizzi, provaci! Ah, beh, Nilla Pizzi. E la risposta è giusta! Quindi ci sono domande un po' più facili, domande un po' più infatti, questo difficili, qui è però sono talmente random, quindi allora Andrea Sì. 1, 2, 4, 5, 6, vai! Vedi, guarda, la mia mira. Senti, mira. ti dico il numero 5. Il numero 5, vediamo un po' se nella busta numero 5 c'è qualcosa di bello oppure no. Vediamo. Dai, speriamo di sì, dai. Solo la sorte, vediamo un po', vediamo, lo scopriamo insieme, insieme. Dai. No! No. Peretti, ma come sei cattivo? Ma come ieri sera le prime due non hanno vinto niente. No. Grazie lo stesso. No. Grazie lo stesso, grazie. Grazie a voi. Ciao. Abbiamo ancora, grazie mille. Abbiamo ancora la possibilità di una telefonata se arriva subitissimo. Vediamo un po'. Arriva Eccola lì. immediatamente. Ricordo che per ogni sera potete giocare soltanto una volta. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Elisabetta da Pinerolo. Elisabetta da Pinerolo. Elisabetta, allora, sei pronta ad andare a leggere la tua domanda? Prontissima. Allora, vai, vediamo un po' in grafica, proviamo un po'. Vediamo la domanda è: qual è il vero nome di Red Canzian? Bruno, Riccardo, Renato. 5 secondi da adesso. 1, 2, 3, 4, 5. Risposta? Renato. No, mi dispiace, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Buona serata, buona serata a tutti. Buona serata a tutti. No. Ma Peretti, ma come sei cattivo? Ma no, basta, non è troppo vero. Ma non è difficile. vero che sono cattivo. Vediamo se c'è qualche altro amico in linea. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Pronto, sono Alessio da Savigliano. Ciao Alessia da Savigliano. Sei pronta per la tua domanda? Sì. La tua domanda, Alessia di Savigliano, è questa qui. Vai regia. Vediamo subito. No, questa regia, devi saltarmi una. Eccola lì. Eccola, bravissimo. Apriti nel titolo della canzone di Lucio Dalla. Apriti sesamo, apriti cuore, apriti anima. 5 secondi. 1, 2, 3, 4. Apriti cuore. Apriti cuore, risposta esatta. Bravissimo. Risposta esatta, non era facile. Una bellissima canzone di Lucio Dalla. Amici a casa, andatela a sentire perché Apriti cuore è stupenda. La 1, la 2, la 4 o la 6. Allora, in 3 di queste ci sono un premio. Nell'altra non c'è niente. Mi raccomando, hai il 25% di possibilità di vincere niente, ma il 75% di andare a premio. Vai. 4. La 4, vediamo un po' se nella 4 cosa c'è. Mi ricordi gentilmente il tuo nome? Alessio. Alessio? Sì. Alessio. Sei pronto Alessio? Alessio, hai vinto lo zainetto di casa Peretti! Grande Alessio! Bravo Alessio! Complimenti! Grazie. Complimenti, mandaci gentilmente un messaggino al 348 80 40 254 con il tuo numero di telefono e sarò io a contattarti per spiegarti come andare a fare come ritirare lo zainetto o nello studio di Rete 7 oppure a Luserna San Giovanni. Grazie, un abbraccio, ciao! Ciao. Ciao Alessio, ciao! Ciao. Sembrava giovanissimo Alessio, fa piacere sentire anche secondo dei ragazzi me era molto giovane che Alessio. seguono la trasmissione. Che devo fare? Adesso Valentina, Vendiamo il gioco due termina materassi? qui questa sera, No? ignora, il gioco termina qui questa sera, andiamo a vedere Già, le altre già, buste, è quindi importante. gentilmente mi apri la 6, la 2, la 1, lo facciamo velocissimo. Nella 6 c'era il panettone della panetteria torinese, mentre Ho sempre nella... sognato di farlo? No, che c'ho solo quella. Devo rifare
fare poi le grafiche. Poi Mentre nella 2 c'era il buono Rabezzana. guarda come sono diventata brava. Esatto. No, Vale, no. E poi Invece e poi, nella uno- busta numero 1 avevamo il terzo smile della serata. Olè! Olè, Che sono le bello. 20:40. Noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi torniamo in onda con un altro brano pazzesco di Ornella Vanoni dal titolo Vai Valentina. Pubblicità. Ok. Oh Valentina, gambe lunghe per ballare. Oh Valentina, ogni ballo un grande amore. Cocca, volta di albicocca che ti dà con tutto il cuore. Oh Valentina, che prima gioca e poi ci muore. E Valentina, tutta occhi come noi, tutta bambina e tutta seni da torturare. Ora dice che lavora e che ci ha messo una croce su. No Valentina, non ti riconosco più. Corri, corri come un gatto dal tuo letto alla fantasia. Corri come la tua amica matta dalla luna ad una nuova bugia. E poi corri, corri come il vento e se la gonna te la strappa una spina. Ai, Valentina, è una spina, chi lo sa. Vai Valentina, ma che differenza fa. E allora corri, corri come un ladro che ha rubato un libro di poesie. Corri, corri che ti manca un metro per salvare le tue unghie e le mie. E allora corri, 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 corri e se la pelle te la strappa una spina. Ai, Valentina, pensa che era naturale. Era un ti amo, una carezza venuta male. L'altra mattina l'ho trovata in un caffè, lacrime calde su 3 fette di Sant'Onore. Vedi, vedi che sorridi, che non si impara a fare l'amore. No Valentina, con la tessera del dolore. E allora corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. Corri, corri che ti basta un nulla per salvare i tuoi segreti ed i miei. E allora corri, corri come il vento e se la donna te la strappa una spina. Ai, Valentina, è una rosa, chi lo sa. Vai Valentina, ma che differenza fa. E allora corri, corri come un sogno, fuori strada e fuori sintonia. Corri, corri, corri come il tempo che ti dà un minuto e dopo vai via. E poi corri, corri come il lampo e se la pelle te la strappa una spina. Ai, Valentina, pensa che era naturale. Era un ti amo o una carezza venuta male. Valentina Branca che canta Dai Valentina. Scritta per te per di più. No. Corri, corri come il lampo e se la pelle te la strappa una spina. Dai Valentina. Non è il dramma che pensi tu. Era un ti amo e dopo non ti amo più. Che serata in casa Peretti, ragazzi.
E adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai Fabrizio in regia! Quante emozioni, divertimento, che bello, bella sì. musica. Questa è Casa Peiretti, ragazzi. Siete sempre molto sensibili agli avvenimenti, amici. Grazie, sì. Dani. Beh, Ci tocca tutto, Dani, siamo proprio un po' così, io e il Peiretti. già. Siamo dalla lacrima facile. Io poi. Bravissimi, Patti 60, grazie Patti 60. Grazie mille, Patti, grazie. Nel caldo del focolare la serata è lietata dal nostro carissimo Enrico e da Casa Peiretti. Un abbraccio da Alfonsine Germano. Ciao ragazzi. Grazie. Io me li immagino lì con la stufa accesa e Casa Peiretti o il camino. Bellissima puntata. Un saluto da Fabio di Bricherasio. Grazie Che Fabio, bella foto. che bella foto, mandamela, grazie. È riuscito mi piace proprio un sacco, a grazie. prendere un momento Bellissimo. straordinario di questa trasmissione. Grazie. Bello. Ciao Enrico, ciao Valentina, viva Casa Peiretti, abbasso la violenza sulle donne, ciao da Roby75. Tutti. Hashtag noi. metti sul 13. Ma certo che sì, non dovrebbe neanche esistere una giornata come questa. Esatto. A mio giudizio. Poi dovremmo chiudere con il mio brano, vediamo se c'è ancora tempo. Ciao Enrico, sono Noah e mi piace tanto Valentina. Mi potete cantare Dove sei che mi piace tanto? Grazie, un bacino anche da nonna Titti e nonno Giovanni. Ah, dove sei? Ciao, Noah! Ma sì, la mettiamo in programma. Una canzone del mio CD. Ciao Enrico e tutto lo staff di Casa Peiretti dal tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. Grazie, voilà. Andrea, grazie mille. Ciao da tutti noi, gli Angeli di Ninfa. Il 29 novembre inizia il campionato e giocheremo con il vostro logo sul petto. E Wow. questa è una grande emozione. Grazie Ciao. Angeli di Ninfa. E Che in bocca al lupo per questo campionato. Grazie, grazie e ancora grazie. Ciao Vale, Ornella è orgogliosa di sentire le sue canzoni da una voce come la tua. Un saluto ad Enrico e quando torni dai tuoi un bacio al T-Rex che hai sul divano, Marinella. Salutiamo Grazie, Marinella, grazie salutiamo mille. tutti i T-Rex Grazie all'ascolto. mille. Grazie. Hai un T-Rex sul Ne ho 3 divano? in realtà, sono i miei amici. Ah, ciao a tutti voi, volevo fare gli auguri a Fulvio di Bagnasco che oggi fa la bellezza di 52 anni da Maurizio Cinzia. Allora auguri Fulvio! Ciao Mamma Maurizio. mia, che foto bella, bravo Fulvio. Ciao Cinzia, oggi solo un saluto a voi per ricordare che le donne vanno amate e rispettate da tutti noi. Rotellini Carlo. Beh. È vero, grazie Carlo. Purtroppo in questo mondo non è assolutamente così, sarebbe bellissimo, ma è ancora veramente lontano rispetto al 100% dell'essere femminile. Meravigliosa interpretazione, bravissima Vale. Elmo. Ciao Elmo. Io Elmo. sono stata con Elmo al concerto di Ornella Ciao, Vanoni, Elmo! quindi lo ringrazierò a vita. Grazie Elmo. Ciao Valentina, ciao Enrico, sempre meravigliosi, saluti a tutta Casa Peiretti. Silvia, motta alciata. Grazie Silvia. Grazie Silvia. Viva Casa Peiretti e viva Valentina, la voce più bella d'Italia. Là. Giovanni e Silvia d'Alessandria, grazie ragazzi, più o meno. The best voice in the Italy. Io vi ringrazio davvero tanto, ma Ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Enrico, bellissima serata con la bravissima Valentina con le sue belle canzoni. Mi rivolgo anche a lei, se ha piacere di farmi ascoltare la canzone di Santa Rosa Souvenir, ti ringrazio di cuore. Bello ricordo dedicato a Ornella Vanoni, con affetto Renata da Piscina. guarda, la stavo ascoltando l'altro giorno in macchina perché mi hai fatto venire come si dice? Il ricordo. Il ricordo. Non è una brutta canzone, non è detto che non la facciamo. Ah, arriverà. Buona serata Enrico, buona serata Valentina. Anche questa sera mi sono seduto a godermi le belle canzoni che cantate. Vi ringrazio, Marco di Intra. Ciao Marco. Con tanto di baci, grazie Ciao. Marco. Bravissimi nel cuore le canzoni di Ornella. Ciao da Maddalena. Ciao Maddalena. Grazie Maddalena. Ciao. E come dico da tanto, salutiamo tutte quelle che si ascoltano Maddalena. Esatto. Ormai 4 anni che dico questa cosa. Mamma mia, Valentina e Enrico, che energia ed emozioni questa sera. Grazie Ornella, Roby, Draconis. Salutiamo Roby, salutiamo tutta Raconis. Grazie. Un grosso abbraccio affettuoso dalle canzoni di Ornella Vanoni, che rimane un ricordo della storia italiana. Lo dice Elena. Grazie, Elena. Verissimo, verissimo, verissimo. Che grande emozione il medley, tantissimi complimenti, ce lo dice Nello. Sono le stesse che abbiamo provato noi da questa parte della telecamera, voi dall'altra, ma l'emozione era unica. Ciao ragazzi, siete meravigliosi, un abbraccio Giuseppe da Torino, grazie Ciao, Giuseppe, Giuseppe. grazie.
Ciao Enrico, ciao Valentina, l'appuntamento, uno dei brani più belli di Ornella, grande la nostra Vale, un abbraccio Amedeo. Ciao Amedeo. Grazie Amedeo. Ciao Enrico e Valentina, bellissima puntata in onore della grandissima interprete della canzone italiana. Bravi voi ad interpretarle, complimenti. Ci vediamo domani, lo dice Roby. Grazie, già, perché grazie mille. Valentina, adesso noi chiudiamo la puntata, sì, e restiamo fermi immobili fino a domani sera, perché domani esatto. sera ci sei tu insieme a Roberto alla chitarra, Esatto, e sarà esatto. un'altra grande puntata insieme. Ciao Enrico, ciao Valentina, sei molto brava a cantare le canzoni di Ornella, è un grande ricordo. Saluti Giacomo di Castagnole. Ciao Giacomo. Ciao. Mua. Un caloroso abbraccio a Casa Peretti dalla meravigliosa Barge. Ludovica con la febbre ma vi ascolta comunque. Riprenditi, grazie, ciao. Ciao Ludovica, forza, Riprenditi, forza, forza. Ludovica. Poi con Casa Peretti aiuta, Ciao Casa Peretti, siamo di nuovo Luigi, Flora, Giulia e Sergio. Guardiamo sempre la tua trasmissione, ci fa molta compagnia, siete molto simpatici, vi adoriamo. Un saluto da Bibiana. Eccoli i miei compaesani, ciao ragazzi. Compaesani della Branca Evviva, che anche ci Bibiana ci adorano guarda. anche stasera in vostra compagnia. Mary e Pino da Scalenghe. E Ciao. vai. Ciao ragazzi. Buonasera Valentina, sì, guarda sempre il programma con entusiasmo, ma ricordare che è bello Peiretti è un parolone. Riferendomi a quel messaggio, dai ragazzi, scherzo, buona continuazione, è sempre un piacere guardare il programma. Anna da Pinerolo. Anna da È bello, Pinerolo. Peiretti, è Io non bello. sono bello ma piacqui. Non ce l'ho fatta a prendere la linea stasera. Cosa c'è? Dica. Piacqui. Io piacqui tanto tempo fa. sì. Non ce l'ho fatta a prendere. Era una battuta, mi sembra di Totò. Non ce l'ho fatta a prendere la linea stasera. Un caro saluto a tutti i miei amici della Granda e a voi. A presto, Anna, Umbe, Ludo da Busca. Ciao Busca. Ciao ragazzi. Grazie. Cari amici di Casa Peiretti, Enrico e Valentina, con la vostra presenza mi rendete felice la serata. Ciao Enrico da Collegno TVB. Ecco, se noi regaliamo un sorriso, un attimo lieve, siamo contenti. Bravissimi, bellissima serata. Cuoricini. Grazie, grazzissime, bellissime. Chissà chi è, Grazie. chissà chi è. Messaggi misteriosi ci fanno impazzire. Grazie della compagnia anche stasera, un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Ciao Daniela, ciao Luca, ciao Ceva. Grazie, siete in Piacqui. tantissimi all'ascolto. Piacqui. Ciao Enrico, ciao Valentina, vi seguiamo sempre con tanto da sognarvi. Com'è possibile anche nei sogni? Certo che è favoloso il nuovo gioco, ma è un rebus prendere la linea. Un abbraccio Betta e Tino, poveri ragazzi, Non è se facile. ci sognate è un problema. Pensa sono che incubi. sono arrivate telefonate nella replica di stanotte alle 4 e a mezzogiorno che andiamo in replica sul canale 4:20 sono arrivate telefonate, quindi so che piace, bene, Che ma voi piace. provate. Ciao Enrico, ciao Valentina, serata strepitosa, Valentina perfettamente all'altezza. Luciano di Brandizzo. Ma Sì. perché sono 1,75 Luciano. Un bacio a tutti i ragazzi dello Spazio Zero di Quinzano. Ciao Quinzano, ciao ragazzi dello Spazio Zero. Io voglio capire cos'è lo Spazio Zero. Ciao Enrico e Vale, grandi baci da Cuneo, lo dice Lia. Grazie, e noi Lia. prendiamo tutti i baci e contraccambiamo tutti i baci. Grazie, ciao Cuneo. Sono le Ecco. 20:55. Sì. Regia, manca davvero troppo poco. 2 minuti e mezzo, no, allora sì. Oggi è una giornata importante. Io ho scritto una canzone su questo tema e questa la dedico a tutte le donne che ogni giorno soffrono a causa di un uomo bastardo che le ha accanto, che le soffoca, che le fa star male, che le mette in un angolo, che le rende cose inutili, perché a volte noi uomini siamo davvero dei grandi bastardi. Mai più violenza, mai! Nel frattempo ringrazio Valentina, ringrazio Fabrizio Regia. Donna dagli occhi tristi, donna senza diritti, donna, questo è il tuo futuro e lo sai che contro quel muro, donna, senza prendere il sole mai,
di burka e silenzio. Viva le donne libere, come sempre dovrebbe essere, e tifate per la vostra libertà. Urlate se dovete urlare, anche se credete che nessuno vi possa sentire, voi continuate ad urlare per un mondo migliore. Ciao a tutti, grazie!